trend rispetto al numero di positivi è sicuramente in diminuzione, fortunatamente, e quindi la seconda ondata si sta via via affievolendo. Allenta la morsa il contagio da Covid-19 nel Bellunese, la provincia che più di tutte ha sofferto la pandemia in proporzione alla popolazione residente. Ad oggi sono 1500 circa i positivi rilevati grazie al costante e robusto screening sia con tamponi antigenici che molecolari. Il ritmo è di 1500 al giorno per i tamponi rapidi e di 800 per quelli molecolari. Cala la pressione sugli ospedali, attualmente ci sono 7 pazienti ricoverati in terapia intensiva, 63 in area non critica e 14 negli ospedali di comunità, cifre decisamente ridimensionate rispetto ai valori registrati nella seconda metà di dicembre, pari a più del doppio. Quanto alla campagna vaccinale, partita con slancio lo scorso 27 dicembre, ad oggi sono già state inoculate 7.600 dosi, di cui 1.200 relative al richiamo. Ora il momento è di grande prudenza e cautela. Il piano adesso terrà conto anche di questa incertezza sulla continuità degli approvvigionamenti dei vaccini Pfizer, ma comunque la nostra organizzazione ha già dato delle risposte assolutamente positive. Da lunedì prossimo, con la gradualità del caso, ripartiranno tutte le attività di ambulatorio e specialistiche ridimensionate nei mesi di picco. Abbiamo potuto garantire esclusivamente le prestazioni, diciamo così, particolarmente urgenti, mentre le prestazioni ordinarie, per poter dare adeguata risposta ai ricoveri in area Covid, naturalmente hanno dovuto in un certo senso battere un po' il passo. Non hanno subito stop i progetti in cantiere per la ristrutturazione delle strutture ospedaliere. Entro l'anno partiranno i lavori da 30 milioni di euro per l'adeguamento antisismico del San Martino e in contemporanea si lavorerà ancora a Feltre per la ristrutturazione dell'ospedale di Lamon, mentre sono in corso i lavori di rifacimento del pronto soccorso di Agordo e della base per l'elisoccorso all'ospedale di Pieve di Cadore.